Nuove geografie del commercio in Polesine è il titolo del convegno che si è svolto giovedì 7 maggio nella sala Soffiantini presso l'abbazia della Vangadizza a Badia Polesine. Il sindaco della città, Gastone Fantato, ha accolto i presenti e con effetto scenico ha parlato delle origini del commercio, sottolineando che oggi il settore del commercio non chiede provvedimenti protezionistici ma strumenti essenziali. È straordinario questa occasione per poter ricordare innanzitutto che volge il termine, anzi sono terminate, il primo intervento che riguarda le botteghe artigiane. Grazie anche all'intervento del dottor Zanini che ha curato tutto il progetto da un punto di vista della gestione e perché avremo occasione, abbiamo recentemente avuto due finanziamenti che riguardano uno la continuazione in sostanza dell'aspetto commerciale in quella zona e l'altro che riguarda invece la sistemazione per la biblioteca, per cui insomma è un'occasione per far ancora rinascere questa grande struttura badiese. In merito alla nuova legge sul commercio, il direttore della sezione industria della Regione Veneto, Michele Pelloso, ha evidenziato il superamento dell'approccio di settore verso un approccio di filiera, mentre Giorgia Vidotti, direttore del Dipartimento Regionale Sviluppo Economico, ha sottolineato l'aspetto dei distretti commerciali, quale evoluzione dei programmi integrati, in un'ottica di valorizzazione delle attività in sinergia, favorendo la qualità sulla quantità, per migliorare la competitività sul mercato globale. A favore dei distretti sono stati programmati 34 milioni di euro, a cui accederanno imprese e comuni insieme, per valorizzare il commercio cittadino. Il sindaco di Castelmassa, Eugenio Boschini, ha colto l'occasione per chiedere un abbassamento dell'imposizione fiscale sui commercianti e una revisione del patto di stabilità per i comuni, mentre il sindaco di Lendinara, Luigi Viaro, ha parlato del percorso che Lendinara sta programmando con Badia Polesine a favore della riduzione di costi e per intercettare finanziamenti a favore di nuovi progetti ed opportunità. Siamo abituati a pensare alle attività artigianali, professionali e quant'altro come un elemento segmentato e diviso, invece il commercio è un qualcosa che sintetizza e unisce. Parlare di centro storico oggi significa parlare di un qualcosa che va proposto e promosso nella sua globalità. Quindi questa azione nella fattispecie dei distretti del commercio hanno dato la possibilità alle amministrazioni comunali di unire e mettere insieme in un'azione sinergica le amministrazioni, i comuni vicini, le attività di settore, le varie associazioni di categoria e quindi questa visione che passa dalla partecipazione alla riorganizzazione e all'azione congiunta, quindi con un gioco di squadra. È un'opportunità perché sta facendo cambiare la mentalità non solo agli imprenditori ma anche agli stessi operatori dell'attività pubblica. È un'occasione, un'opportunità che certamente noi comuni polesani non possiamo perdere, un'occasione che la Regione Veneto ha accolto appunto con questi provvedimenti e con queste possibilità. Anche l'assessore al commercio del comune di Occhiobello, Irene Bononi, ha sottolineato l'importanza della presenza di un coordinamento manageriale fra amministrazione pubblica e territorio, in grado di dare risposte reali e costruttive. Sono state invece le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, con i rispettivi presidenti locali Elena Grandi e Vitaliano Bressanin, a chiedere una semplificazione amministrativa del settore del commercio. È intervenuto anche Terenzio Zanini, ideatore del progetto Botteghe Storiche, che ha parlato dell'artigianato artistico e del progetto Vangadizza Arti e Mestieri. Infatti, secondo Zanini, la Vangadizza dovrà tornare a rivestire il suo ruolo originario di catalizzatore per lo sviluppo economico e sociale locale e punto di riferimento internazionale, un luogo cioè dove le attività commerciali si intersecano con quelle artigianali e dove anche agricoltura e beni culturali diverranno fattori attrattivi. L'abbazia restaurata sarà una piattaforma polifunzionale, integrata e partecipata da enti pubblici e privati per promuovere attività formative ed informative
e sarà un incubatore diffuso di impresa, dove le idee diventeranno prodotto o servizio e le aziende saranno seguite nello start-up e nel loro sviluppo. È stata l'assessore regionale Maria Luisa Coppola a concludere l'intervento. 5 anni di corsa, 5 anni di grandi sfide, 5 anni di lavoro accanto alle imprese, da una parte cercando di sostenerle con tutto quello che potevano essere strumenti flessibili e in continua evoluzione anticrisi, dall'altra parte evidentemente tutte politiche sia da un punto di vista legislativo che da un punto di vista anche di finanziamento per essere pronti a vincere anche la sfida della ripresa. Quindi un rapporto molto stretto con il territorio, peraltro qui in Polesine abbiamo avuto modo di sperimentare il protocollo Polesine, un protocollo dedicato proprio alle imprese che ha di fatto anche con delle risorse, se vogliamo, non così importanti, perché erano poco più di 16 milioni di euro, di fatto ne ha mossi oltre 400 come investimento e oltre 600 posti di lavoro, quindi indubbiamente un obiettivo centrato, ma che è stato possibile perché prima di tutto le amministrazioni comunali ci hanno aperto le porte per poter presentare sempre le misure e dall'altra parte gli imprenditori, anche se con un piccolo aiuto economico, effettivamente hanno messo subito la marcia, non la prima ma direttamente la quinta, e sono partiti con blocchi di investimenti assai importanti. Quindi devo dire, nel nostro territorio indubbiamente la sfida non è solo quella legata alle imprese, è anche legata a una vocazione che ormai è diventata consapevolezza, che è quella legata appunto al turismo. Ci permette di guardare lontano e di aver come Regione investito moltissime risorse per creare tutte quelle infrastrutture sia sull'acqua, quindi sui fiumi, ma sia in piste ciclabili, sia poi in tutti i servizi che ovviamente devono essere diffusi sul territorio, per poter guardare verso questa nuova forma di economia con grande interesse. Secondo me è anche un modo per creare nuova occupazione e in maniera anche innovativa, valutando e soprattutto valorizzando quell'ambiente che grazie a un ritardo, se vogliamo, insomma, tra virgolette, ha permesso al nostro territorio di non essere cementificato, di non essere depauperato di un bene come quello della biodiversità, che in altri punti della nostra regione, ahimè, è andato perduto. Quindi un bilancio positivo, è vero anche che io sono una positiva di natura, e quindi almeno da un punto di vista di quello che può essere l'opportunità di lavoro di questo territorio, io credo che scrollandosi anche un po' di pessimismo di dosso e sapendo anche gettare il cuore oltre l'ostacolo, ce la possiamo sempre fare.